Gigliola D'Agostino, una delle organizzatrici di questa prima edizione della Via degli Angeli. Com'è il feedback di questa prima giornata? Ma io penso positivo, perché vedo che tutte le persone che abbiamo incontrato ci hanno fatto i complimenti per la bella idea che abbiamo avuto per valorizzare questi paesini piccoli che bisogna in qualche modo farli conoscere. E com'è nata questa idea? Diciamo che è un'idea che io avevo da tempo, di dipingere inizialmente le porte delle case. Poi però, pensando all'angelo che abbiamo nella piazza centrale del paese, abbiamo pensato di usare il tema angeli perché ci sembrava più appropriato. È piaciuto a tutti i paesani e anche alla gente che viene a visitare adesso, vedo che sono tutti entusiasti dell'iniziativa, insomma. Che numeri abbiamo quindi di pittori? Sono una trentina tra pittori, c'è qualche artista del legno, qualcuno che ha fatto con il fil di ferro, un po' di tutto. Sì, è una bellissima occasione, è bello nonostante le difficoltà della pandemia vedere comunque il paese che si anima in sicurezza, ma valorizzare l'identità locale è importante, quindi un ringraziamento alla Proloco per aver organizzato questo insieme agli eventi della settimana scorsa e della prossima settimana. Sì, finalmente siamo partiti con la pioggia la settimana scorsa che non ha reso possibile lo spettacolo dei burattini e quanto era stato pensato. Questa settimana il tempo ha dato un aiuto alla Proloco. Grande successo, la gente ha voglia comunque di uscire, abbiamo fatto un giro, diciamo che le misure di sicurezza che sono state prese funzionano, c'è gente ma c'è il distanziamento, tutti portano la mascherina, quindi molto bene, molta soddisfazione da parte nostra. Con Lino Gazzarini, il presidente della Proloco di Tovena, come sta andando questa giornata della prima edizione della Via degli Angeli? Fortunatamente è andata benissimo, sta andando bene, il tempo regge che è l'importante. C'è un buon riscontro di artisti e mi sembra che anche i lavori siano abbastanza degni di nota. Stiamo lavorando sempre in sicurezza. Certo, naturalmente il Covid ci impone questo, disinfezione delle mani, distanza e sicurezza, però ce la facciamo.